La mia MT-09 nuova. Ragazzi, il primo giro con la 09 ritornata in vita. Non è quella la mia col wrap, è quella lì, cioè questa è la prima 09 2021, quindi cioè la seconda, ma che confusione. La ruota diciamo che è slick all'anteriore, non sono riuscito a cambiare il cerchio perché non ho la boccola. Posteriore cambiata con questo T-Max leggermente preparato e con il portapacchi diciamo un po' grattato. Impenni? Impenni? No? Ah, qua non mi sporco, tengo portatarga originale. Ah, no! Mi schizza davanti l'acqua! Non c'è il parafango! No! Non posso correre che mi faccio il bagno dal davanti. Mi schizza tutto in faccia! Quanto mi mancava la 09, ragazzi. Quale? Sei a Napoli? Io non sono un handicappato, non sono ritardato e non sono un bucoloide. Stai dicendo questo è scemo? Sto controllando se è dritta. Ma quella secondo me questa sta leggermente più bassa di quest'altra forcella qua. Sì, ne sono quasi sicuro che almeno di 2 mm questa sta più giù di questa e me lo sento. Sento la moto leggermente un po' più di qua, ma non per lo sterzo, per la forcella. Cioè ragazzuoli, questa moto ha solo 1500 km. È nuova. C'è un MT-09 nuova. La mia MT-09 nuova. Senza scarico, ragazzi, è una cacca. Non si sente. Oggi ragazzi siamo in un nuovissimo Cosa vuol dire guidare a Napoli in compagnia di due genovesi. What the fuck, bro? Questo è uscito contromano. Mi schizza tutta l'acqua in faccia davanti. Che palle! Ah sì, ciao. Tutto a posto. Come lo traversa bene. Siamo qua aspettando solo te. Sta bene ragazzi. 220. Ciao popolo di YouTube. Ciao popolo YouTube. Ma ti sei messo il video sopra qua? Bellissimo. Vai Matte, vattene ad ammazzare, vai. Che benna, Matte! Fa schifo quella cosa. Fra, questa cazzo è troppo potente, non la potevi accelerare a manetta, io non l'ho. Perché non ho fatto, mi sono pure messo col peso in avanti. Ti dico solo che mi chiamò una sera. Oh Vale, comunque io penso di aver trovato un impianto a liquido per raffreddare le batterie. Stavo facendo l'impianto a liquido. Ma quanto si impenna bene l'MSX? Un altro po' che si asciuga, inizio con quella grande. Aspetta, me l'ha detto proprio. No, non l'ho rotta io quella, Io di questa moto ho rotto solo la targa. Devo riprenderci la mano. Oh mamma mia! Oh mamma mia! Che faccia che ha fatto? Ma tu... Ma non la devi chiedere a me, guarda va. La proprietaria. Perché sono gelosa, Già che me l'ha data a me. Sali. Io sono Rosa Ricci e tu chi cazzo sei per mi dici che la già fa? Amo, non impenna. Questa è la mia. E quella è la tua, quella pure è divertente. Sì. Sali, dai, veloce. No, non può. Vai, sali. Vedi! Tanto noi sarà questa la quinta. Perché ci hai rotto il cambio? Andiamo bene. La Pula. Sta arrivando la Pula! 3, 2, 1. No, non sono entrati e io torno ad impennare.
Siamo vivi! Siamo vivi! Ah, Matthew è stato! Andassi genovese, va. Vai! Genovese, vai! La Coca-Cola non l'hai bevuta? Vai! Guarda com'è pulito, sei l'unico in Cile che stava sporcando! E la cannuccia? Non ho lo scarico, siete delle merde! Non si sente a me! Che tristezza! Hai ragione, eccolo! Forte, forte, va. Ma prende la discesa perché è storto, È fortissimo, c'è un equilibrio assurdo. Ci rattiamo pesante a tu. No, perché c'è scritto no, ci ho detto no, non lo voglio grattare, non te lo voglio, però un'impenatella la fai, però non te lo gratto, cioè cerco di non grattartelo. Lo posso grattare poco poco perché sennò non riesco a mantenere. Per non fartelo grattare mi stai facendo uccidere. Per hai visto, non te lo sto grattando. Un poco a poco si è grattato. Se non lo fai grattare insomma mantenere. Cioè non ce la fai a mantenere. Che di prima solo la puoi alzare questo. Se non si alza di prima vuol dire che non si alza. Mamma mia, proprio sta accesa sta cosa. Ma guarda che la tua routine a frizione, tu non stacca, va. La tua frizione già sta staccando, va qua, già sta camminando. Tu non hai frizione qua, vedi, questa la devi regolare. Tu ce l'hai, va, guarda come la tieni. Va. Io che non riesci a fare niente questa facendo? Che tu non hai frizione. Questo qua ti dovresti fare accorciare il filo e dovresti mettere la frizione che stacca qua. Se lo vai a registrare, guarda, io te lo posso pure mettere a posto, vedi, lo ributto dentro che non si muove più, vedi? Però la frizione a te, guarda dove stacca. Cioè quella per questa a te non parte quando ce l'hai in prima, capito? Perché è come se reggesse che c'è una marcia dentro. Cioè non riesci a tirare la frizione, ma per questo anche il cambio vostro si blocca. Cioè è probabile tutto è dipeso da questo, guarda, che tu metti le marce senza mettere la frizione in poche parole. Cioè la tua frizione è come se stesse sempre tirata, guarda. Guarda qua. Abusi, non da sistemare questa cosa meccanica è una capa in merda, però. Cioè perché questo ce l'avevi fuori, ce l'avevi proprio svidato completamente. Cambia meccanico. Vai, te la fa lui elettrica. La devi stampare, no? Ma è tenuto là che sta qua. Cioè i documenti di questa ce l'ha. È la stessa cosa. Il documento lo faccio io. Vabbè, tengo documenti mai, matricolare. Questa non si sente, è una merda, E luce fu all'improvviso. Ale, te lo ricordi quel problema che aveva la moto? Guarda, lo fa ancora. Tutte difettate me le danno. Ma io non lo so. Boh ragazzi, vi giuro non saprei chi è. Ma lo so, che ne sai?